Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Val Fiorentina, quindi in territorio zoldano, ma curiosamente la nostra escursione di oggi si svolge fra le Dolomiti Ampezzane. Abbiamo lasciato l'auto presso il parcheggio all'inizio del sentiero che porta a Rifugio Città di Fiume, poco sotto il passo Staulanza. Torneremo indietro di 7500 anni, perché andremo a visitare il luogo di sepoltura dell'uomo di Mondeval. Prima tappa, il Rifugio Città di Fiume, a circa 3/4 d'ora su questa strada. Elettrico. Eccoci arrivati al Rifugio Città di Fiume. Per raggiungere il luogo della sepoltura ci sono diversi percorsi. Noi abbiamo scelto quello più spettacolare, perché adesso ci aspetta una lunga traversata in moderata salita con bellissime visuali su Pelmo e Civetta. Prossime tappe: Forcella Rohan e Marga Prendera. Eccoci in vista di Marga Prendera. Marga Prendera. Panorama, Pelmo, Civetta, Antelao, Cadore e quant'altro. Qui a Marga Prendera termina la strada e inizia il sentiero e costeggeremo le pareti delle Rocchette e del Becco di Mezzodì fino ad arrivare nei pressi di Forcella Ambrizzola.
forte vento. Eccoci qui, abbandoniamo adesso il sentiero, il 436 che porterebbe al Passo Jau e scendiamo giù a sinistra. In pochi minuti arriveremo al luogo di sepoltura che si vede già. Eccolo qua. Questo è il luogo di sepoltura dell'uomo di Mondeval. Questo è il luogo dove sono stati ritrovati i resti risalenti a circa 7500 anni fa dell'uomo di Mondeval. E i resti, con tutto il ricco corredo funerario, sono stati spostati al Museo di Selva di Cadore, che è qua giù, intitolato a Vittorino Cazzetta, che nel 1985 per primo scoprì questo luogo. Il ritorno lo faremo esattamente per lo stesso percorso dell'andata, ma le visuali saranno completamente diverse. In particolare ci gusteremo Somastai il Pelmo.
Si è messo a piovere. Quanto manca? Al rifugio mancherà mezz'ora. Ok. Buono il sale, buono. Mamma mia, che buono. Guarda, 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 guarda. Oh. Cosa fai tu qua? Senti, facciamo sta chiusura. Siamo tornati al rifugio Città di Fiume. Adesso in mezz'oretta torniamo al parcheggio di questa mattina. Il percorso è stato altamente spettacolare e molto interessante. Un ringraziamento a chi ha scoperto ed effettuato gli scavi su questo sito mesolitico, da completare andando a vedere il museo di Selva di Cadore. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Bene.